Giornata di sciopero per i dipendenti della ditta di Racalmuto Romano Telecomunicazioni, che da 5 mesi non ricevono gli emolumenti oltre che alla 13ª del 2018 e si rivolgono all'amministratore giudiziario per sollecitarne la soluzione. Un appello viene fatto dai sindacati CGIL, CISL e UIL anche al signor prefetto di Agrigento, sollecitandolo a voler convocare con urgenza un incontro tra le parti per poter addivenire ad una soluzione che ponga fine a tale delicata situazione e miri quindi alla garanzia della continuità lavorativa degli attuali livelli occupazionali. È una situazione, diciamo così, a dir poco drammatica, quella della ditta Romano nel suo complesso. Tanto è vero che abbiamo pensato di fare intervenire Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, che ha già sul tavolo la nostra richiesta di incontro, appunto perché la situazione è diventata drammatica e insostenibile per i lavoratori e per le loro famiglie, perché è inaudito. E, oltre a non prendere stipendi, le relazioni anche con l'amministratore non sono relazioni buone, tendenza diciamo anche a creare le condizioni perché questa azienda vada avanti, abbia un futuro, continua ad avere rapporti con la committenza oltre alle problematiche che ci sono in questo momento. Quindi noi pensiamo che sia giusto che questi lavoratori oggi si siano, come dire, abbiano proclamato una giornata di sciopero e penso che ce ne saranno altre, perché questa situazione deve essere risolta subito, nel senso che ci vuole chiarezza sia sul futuro prossimo di questa società e quindi per tutte le famiglie che sono coinvolte, tutti i lavoratori, sia anche per le questioni contingenti che riguardano anche l'amministrazione giudiziaria in questo momento. La situazione qua in azienda al gruppo Romano è altamente critica e tragica. Abbiamo sollecitato da mesi la risoluzione di questo drammatico problema all'amministratore giudiziario, ma ad oggi siamo sempre in una situazione di stallo. Bisogna dare anche atto e merito a questa forza lavoro, a tutti i lavoratori del gruppo Romano che nonostante le difficoltà, i disagi, la gravità della questione hanno continuato a lavorare, a garantire il servizio e a sperare e a scommettere sulla ripresa di questa azienda. Oggi siamo qua a protestare dopo mesi e mesi di sacrifici senza stipendi con piccoli acconti, fatti anche grazie alle nostre risorse che avevamo da parte per poter restare qui e continuare questa opera lavorativa in questa azienda. Ma ora gli operai non ce la fanno più perché 5 mesi più 13ª diventa tanto. Poi manca anche l'interlocuzione con questo signore amministratore che con noi parla poco o quantomeno ha parlato 2 o 3 volte durante delle assemblee con i sindacati, e che poi ha detto cose che tra altre cose non ha fatto. La cosa che noi chiediamo è che vogliamo certezza immediata sia da parte degli ordini competenti anche come la prefettura. Oggi a rappresentarci ci sono i sindacati che stanno facendo del loro meglio per poterci garantire anche loro la nostra protezione sotto questo aspetto, e non riusciamo più ad andare avanti e vorremmo avere qualcosa di concreto, immediato, anche con il nostro amministratore giudiziario, per capire se l'azienda deve essere salvata oppure noi possiamo dire di essere completamente fuori dalla situazione e liberarci da come siamo messi.